Processo diocesano concluso. Negli uffici della Curia Agrigentina sul tavolo del cardinale Francesco Montenegro è di fatto completa l'istruttoria che verosimilmente porterà alla beatificazione del canicattinese Rosario Livatino, il giudice bambino ucciso da 4 sicari della Stidria il 21 settembre del 1990. Pochi giorni fa l'efferato danneggiamento della stele che lo ricorda, mentre invece a Milano il Tribunale Ecclesiastico ha effettuato l'interrogatorio dell'ultimo testimone che ebbe il privilegio di conoscere il magistrato canicattinese. Il faldone adesso è chiuso, nelle prossime settimane sarà portato in Vaticano. Al suo interno tutti i documenti e la ventina di testimonianze raccolte dal Tribunale Ecclesiastico di Agrigento presieduto da Don Lillo Argento, tra cui quella di una donna guarita da un presunto miracolo e i racconti di alcuni avvocati di Agrigento e Canicattì che nella loro attività professionale hanno avuto modo di confrontarsi con il giudice Rosario Livatino. A curare la postulazione della causa di canonizzazione è Don Giuseppe Livatino, cugino del magistrato. Entro l'anno il materiale raccolto sarà al vaglio della Sacra Congregazione per le cause dei santi a Roma per la valutazione finale circa l'eroicità delle virtù del servo di Dio. Successivamente sarà il prefetto di tale congregazione vaticana, sulla base delle conclusioni tratte dalle commissioni teologica e scientifica, a proporre al pontefice la firma del decreto di venerabilità che permetterà al servo di Dio di essere destinatario di culto pubblico nell'attesa di essere proclamato beato. Sulla tempistica non si possono però fare pronostici. Ad essere sul punto di venire dichiarato beato non è solo Rosario Livatino, ma in Vaticano c'è una lunga lista che deve essere vagliata però con calma. Intanto, d'intesa con Don Giuseppe Livatino, il Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti ha deliberato di elargire un contributo economico rivolto a sostenere la causa di beatificazione.